Buongiorno, buongiorno da Vittorio Veneto. Siamo in collegamento per un momento molto forte che sta per vivere la città di Vittorio Veneto e sta per cominciare ufficialmente il 34esimo raduno dell'Associazione Nazionale Fanti, un raduno come è stato definito commemorativo, ma spiegheremo dopo. Sul sottofondo probabilmente sentite le note della banda della divisione Mantova che tra pochi istanti suonerà l'Inno di Mameli in occasione dell'alza bandiera ufficiale di apertura del raduno. Il raduno che in realtà è già cominciato da qualche giorno con delle iniziative fuori città e in particolare questa mattina è stata concessa la cittadinanza onoraria a 4 brigate e poi avremo modo di spiegare quali. Il programma di adesso prevede appunto verso le 15:30, adesso è il tempo giusto di raccogliere le persone che stanno convenendo al centro di Vittorio Veneto per l'alzabandiera ufficiale, poi alle 16 ci sarà la messa da campo officiata qui in questa stessa piazza dal Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo, e alla messa seguirà l'inaugurazione del nuovo monumento che l'Associazione Nazionale Fanti ha voluto donare alla città di Vittorio Veneto, che è stato appunto realizzato nelle scorse settimane e oggi appunto verso le 17 verrà ufficialmente inaugurato, un monumento che si trova nella piazza appena dietro il municipio, quindi tutto si svolge in pochi metri qui nel centro di Vittorio Veneto. Come vedete, penso dalle nostre telecamere della tenda TV, la piazza si sta affollando. Fino a qualche istante fa c'era un sole battente che aveva un po' impensierito i presenti che avevano cercato ombra. Adesso, un po' per il richiamo importante di questo momento così forte, stanno raggiungendo la piazza nonostante la temperatura. C'è anche qualche nuvoletta che è stata ben gradita dai presenti perché appunto abbassa un po' la temperatura. Il pavimento in porfido certamente non aiuta ad abbassare i gradi che stiamo respirando. Vedete alle mie spalle le varie sezioni dell'Associazione Nazionale Fanti. Avremo modo domani o anche più tardi di dire che questo raduno è un raduno particolare perché non sfileranno le sezioni, quindi con le varie provenienze dei singoli fanti, ma le varie brigate, perché lo spirito è commemorativo e allora, come nelle trincee i fanti delle varie parti d'Italia si mescolavano, così sfileranno domani per brigata e sarà una sfilata particolare. Adesso, se ho qualche istante di tempo, al limite mi scuserete, mi fermerò se dovesse ovviamente partire l'Inno di Mameli. Volevo spiegare un po' in che senso è stato battezzato commemorativo questo raduno. È commemorativo perché è quasi diciamo, il mantenere di una promessa fatta il 2 novembre del 1968 a Re di Puglia dall'allora presidente dell'Associazione Nazionale dei Fanti Rossini, che disse che tutti gli oltre 359.000 fanti caduti nella Grande Guerra avrebbero meritato di raggiungere Vittorio Veneto, che per loro era la terra promessa. Ebbene, a 50 anni di distanza, quasi 50 anni, perché appunto era il 2 novembre e oggi siamo al 26 di maggio, questa promessa viene mantenuta e la memoria di questi 359.000 e oltre fanti viene ricordata appunto con una sfilata in rappresentanza di tutti e quanti i fanti caduti e col monumento che rappresenta proprio tutti i fanti. Lo vedremo dopo, ma il monumento sono delle aste fatte in acciaio particolare, acciaio Corten, che ha un colore che ricorda la terra intrisa di sangue, che ovviamente ricorda il sangue versato dai fanti, e sono 116 aste di acciaio, una ovviamente per ciascuna brigata di cui faceva parte, di cui era composta il corpo dei fanti, e l'altezza delle singole aste è proporzionale al numero dei caduti delle singole brigate, quindi è un monumento oltremodo significativo e che ricorda proprio, vuole ricordare tutti i 359.312 per la precisione fanti caduti nel corso della Grande Guerra. Ricordiamo che il corpo dei fanti è quello che ha dato il maggior contributo in termini di caduti alla Grande Guerra e ne ha dati degli oltre 500.000
soldati italiani morti nella Grande Guerra, 329.000 erano, quindi quasi il 70% erano fanti. Vedete che l'emozione delle persone fa sì che anche che ci passino davanti alla telecamera, ma questo penso che sia perdonabile per queste persone che sono qui a vivere e che si apprestano a vivere questo momento, che è sicuramente molto emozionante. Le 3:30 era l'orario previsto per l'alzabandiera, dovremmo essere più o meno verso l'ora. Vedete i vari rappresentanti delle varie sezioni dell'Associazione Nazionale dei Fanti schierate di fronte ai 4 pennoni che stanno per raccogliere le grandi bandiere del tricolore. Bandiere che sicuramente sono affascinanti e molto coinvolgenti, specialmente per chi non ha avuto modo di vederle. Chiaramente i cittadini di Vittorio Veneto hanno qualche occasione per vederle, ma vi assicuro che quando ci sono persone che vengono da fuori città o che vedono per la prima volta questi bandieroni hanno sicuramente un brivido. Mi immagino già che brividi domani percorreranno le schiene dei fanti che saranno presenti. Sono annunciati in diverse migliaia che saranno presenti qui a Vittorio Veneto per questo che è il primo grande raduno di quelli che sono previsti in questo anno del centenario di conclusione della Grande Guerra, ovviamente qui a Vittorio Veneto. In un programma di eventi che è stato ribattezzato 1918-2018 quando scoppia la pace, proprio per evidenziare il fatto che vuole sì essere un ricordo di questo grande conflitto mondiale, ma soprattutto nella prospettiva della pace che esso ha portato. Quindi il sacrificio di tutti questi giovani ha portato sicuramente una pace e una libertà di cui tutti godiamo da 100 anni e per la quale dobbiamo essere chiaramente grati a tutti quelli che ce l'hanno concessa 100 anni fa, 100 e oltre anni fa. Come vedete le persone che stanno confluendo in piazza riempiono i vari angoli, c'è sicuramente una tensione, un'attesa grande per un momento che è comunque storico per un'associazione come l'Associazione dei Fanti che sta per vivere il suo 34esimo raduno nazionale. L'Associazione dei Fanti lo fa biennalmente e quest'anno ovviamente ha scelto Vittorio Veneto perché nel centenario non poteva che essere così, ma sarà appunto una cosa particolare proprio per questa sua voglia di commemorare, questa sua simbolicità, diciamo, per la sfilata che ci sarà domani. Come dicevo, sono ben 116 le brigate di cui è composta l'associazione dei Fanti e tutte e 116 sfilerà uno striscione per ciascuna e dietro a ogni striscione che porta il nome di una città ci sarà anche un tricolore, quindi ci saranno 116 tricolori che sfileranno in rappresentanza dei caduti delle varie brigate. La città è stata imbandierata, è anche bellissima da vedere la partecipazione di tutti, cittadini, esercenti, attività commerciali di tutti i tipi, hanno veramente trasformato in una città tricolore Vittorio Veneto. Ci sono bandiere e richiami al tricolore in ogni dove. È probabilmente il miglior modo di accogliere le decine di migliaia di visitatori e di ospiti che vengono a vivere questo momento così particolare nella città di Vittorio Veneto. Facciamo pure passare, tanto qui stiamo vivendo questo momento in assoluta diretta, è un momento di tensione, come vedete le varie sezioni si stanno organizzando, forse alle mie spalle sentite anche il rumore, le note della banda della divisione Mantova che sta per suonare l'Inno di Mameli e sta appunto accordandosi per suonare al meglio. Ci sono state incaricate delle persone ovviamente sincronizzate per l'alzabandiera che aprirà
ufficialmente tra qualche istante il 34esimo raduno nazionale dei Fanti. Vi ricordo che come siamo in diretta adesso su scusate, sulla Tenda TV, domani saremo ancora con una produzione della Tenda TV in diretta, oltre che sulla Tenda TV, sul canale 112 del digitale terrestre per chi vive a Vittorio Veneto, e in streaming su www.latendatv.it. Saremo in onda in contemporanea con lo stesso programma anche su Telechiara, canale 14 del digitale terrestre. Davide, quando vuoi. Allora, abbiamo sentito l'inno di Mameli suonato dalla banda della divisione Mantova, che ha aperto il 34esimo raduno dell'Associazione Nazionale dei Fanti, l'alzabandiera ufficiale di fronte a tutti gli standardi delle varie sezioni, in un momento di grande intensità, di grande commozione. Ovviamente molti cantavano l'inno di Mameli, e cantare un inno di Mameli nel centenario della conclusione della Grande Guerra a Vittorio Veneto non è come farlo in altri momenti e in altri luoghi. Ora stiamo per vivere uno spostamento nella piazza, perché ci sarà da girarsi a 180 gradi, nel senso che sul municipio è sistemato l'altare dove il vescovo della città, della diocesi di Vittorio Veneto, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo, presiederà la Santa Messa nel campo di apertura, appunto di benedizione, diciamo, di questo raduno. Adesso le varie bandiere sono ancora schierate rivolte verso i grandi pennoni che dominano su Piazza del Popolo e sul Viale della Vittoria. Tra poco ci si girerà. È sicuramente un momento di grande intensità, occhi lucidi e voci rotte nel cantare l'inno di Mameli per questo momento così intenso. Ricordiamo appunto che l'Associazione Nazionale dei Fanti ha scelto questa sede, Vittorio Veneto, per il proprio raduno, ovviamente nel centenario della conclusione della Grande Guerra. Adesso sentiamo le note della banda della divisione Mantova.
Allora, terminata la cerimonia di alzabandiera, stiamo aspettando l'inizio della messa che il Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo, celebrerà qui in Piazza del Popolo. È una prima assoluta. Sono venuti i capi di Stato, sono venuti i ministri, ma messe di vescovi non se ne ricordano, quindi è un evento eccezionale come è il programma che è stato allestito per questo centenario. Abbiamo qui di fianco a noi il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, che questa mattina al Museo della Battaglia, altro monumento molto significativo per quanto riguarda la storia della Prima Guerra Mondiale, ha vissuto un momento molto importante come la concessione della cittadinanza onoraria a 4 brigate dei Fanti. Sì, abbiamo premiato la Brigata Sassari e 3 reggimenti, Aosta, Bari e Torino, che sono quelle formazioni che sono ancora in vita, per cui abbiamo ritenuto... In vita decorate di medaglia d'oro. In vita decorato di medaglia d'oro, cioè che esistono, che sono ancora attivi, per cui abbiamo 100 anni dopo ritenuto doveroso, unanimemente, unanime è stata la decisione del Consiglio Comunale di riconoscere a loro l'onore della cittadinanza onoraria. Nel pomeriggio, dopo l'alzabandiera e la Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Pizziolo, ci sarà poi il dono da parte dell'Associazione dei Fanti di quella installazione, così è stata definita, che sta in Piazza Medaglie d'Oro. È la prima installazione, il primo monumento, possiamo dirlo, dei Fanti a Vittorio Veneto. Sindaco, abbiamo già citato prima la presenza in città di tantissimi tricolori, davvero c'è una grandissima partecipazione. Al di là di tutto la città ha risposto bene, fa davvero effetto vedere tutti questi tricolori in tutti gli edifici privati e pubblici. Ha risposto molto bene, confesso che non avevo dubbi, ma la risposta è stata decisamente superiore alle attese. Il Comune ha fatto la sua parte perché sono state collocate in varie parti della città con l'invernamento quasi 500 bandiere, ma anche i cittadini privati e i negozi hanno abbellito le loro case e molti negozi, di questo bisogna dare atto e ringraziare l'Ascom, riconoscendosi evidentemente anche in questo evento che è il primo, lo ricordiamo, di una serie di... Allora, ricordiamo, non pretendiamo le date, ma insomma almeno quali sono questi raduni importanti? Allora, dopo quello nazionale dei Fanti, appunto oggi e domani, ci sarà il 15, 16, 17 giugno il raggruppamento cosiddetta la Triveneta degli Alpini, e successivamente avremo i lagunari, i paracadutisti, i cavalieri e per chiudere la Soarma, che chiuderà a ottobre il momento dei raduni, prima della conclusione fine ottobre, inizio novembre di tutte le manifestazioni del centenario, con l'auspicato arrivo del Presidente della Repubblica. Un'ultima cosa, abbiamo già detto anche prima, leggendo lo striscione che c'è qui affisso da qualche settimana sul municipio, lo slogan scelto è "Quando scoppia la pace", perché il significato che si vuol dare a queste commemorazioni del centenario ha proprio questo taglio. A questo taglio lo abbiamo fortemente voluto perché riteniamo che questo sia il modo di declinare tutte queste manifestazioni. Ricordo quindi a questo proposito quella che da un punto di vista artistico e culturale forse sarà la più rilevante. Ci saranno 10 artisti, ormai anzi forse 12. 10 era il numero su cui puntavamo noi, che Dmitry Ozerkov, che è il coordinatore del Dipartimento Arte Contemporanea dell'Ermitage di San Pietroburgo, ha selezionato di 10 diversi paesi europei belligeranti 100 anni fa, che verranno a Vittorio Veneto e creeranno una loro installazione, una loro opera che, grazie all'apporto economico di molte aziende private del nostro territorio, che poi ovviamente saranno ringraziate personalmente, doneranno un'opera contemporanea dal titolo ovviamente "Quando scoppia la pace" alla nostra città e rimarranno per sempre patrimonio cittadino. E soprattutto appunto è un ricordarla dal punto di vista della pace, non certo dell'evento bellico in quanto tale. Esatto, alla fine della guerra scoppia la pace, questo è un augurio ovviamente a tutti noi e a tutto il mondo. Grazie Sindaco, la lasciamo ai suoi impegni istituzionali. Intanto la piazza si sta riempiendo, appaiono anche degli ombrelli che per definizione servono per fare ombra più che per fortuna che per coprire dalla pioggia, ma effettivamente il caldo è notevole e il porfido che c'è sul pavimento di sicuro non aiuta a rinfrescare l'ambiente.
Sulla mia sinistra, non so se qualche telecamera lo inquadra, c'è il gonfalone decorato di medaglia d'oro al valor militare della città di Vittorio Veneto, e alle sue spalle si sta posizionando il coro tetracordo che animerà la messa che tra qualche istante il vescovo di Vittorio Veneto officerà. Va detto che ma magari avremo modo di dirlo domani durante la lunga diretta che faremo. Tra l'altro mi sono interrotto prima mentre ricordavo i vari canali in cui trasmetteremo in diretta domani, oltre che sulla Tenda TV ovviamente 112 del digitale terrestre per Vittorio Veneto, e sul sito www.latendatv.it in streaming ci sarà la trasmissione in diretta su Telechiara, canale 14, anche lì in streaming su www.telechiara.it, e sulla piattaforma Sky al canale 832 di TV a Vicenza. Qui ci sono indicazioni di posizionamento. Qui c'è una discussione se sulle 16 o 16:30. Chiedo scusa, il caldo fa brutti scherzi, alle 16. Ecco, è stato confermato che tra 6 minuti dovrebbe cominciare la Santa Messa, ci sono delle sedie in piazza, adesso probabilmente qualcuno rinuncerà all'ombra vicina alla piazza per occuparle, per stare seduto appunto per seguire questa messa al campo, che sarà il secondo momento ufficiale di questo raduno nazionale. Ovviamente, anzi, per la verità potremmo dire il terzo, perché se poco fa abbiamo vissuto questo emozionante alza bandiera, io spero che la regia di Federico Campoallorto riesca a inquadrare la bandiera, una delle bandiere che sta sventolando in modo davvero affascinante. Appunto, prima dell'alza bandiera c'è stata questa mattina al Museo della Battaglia il conferimento della cittadinanza onoraria a 4 brigate della fanteria: Brigata Sassari, il 5° reggimento fanteria Aosta, il 9° reggimento di fanteria Bari, l'82° reggimento di fanteria Torino. Sono state conferite queste cittadinanze onorarie alle 4 brigate tuttora esistenti, decorate di medaglia d'oro a valore militare. Ricordiamo che l'abbiamo già detto prima, che i caduti nella Grande Guerra, i fanti caduti nella Grande Guerra sono stati quasi 360.000, il 68% dei 500 e rotti mila morti italiani, quindi il tributo dato dal Corpo dei Fanti in termini di caduti proprio alla Grande Guerra è stato fortissimo, e sono stati, tra virgolette, premiati con 182 medaglie d'oro al valor militare individuali e 26 medaglie d'oro al valor militare a reggimenti. Tanto vedete il coro, non so se lo vedete, ma c'è il coro tetracordo che si sta posizionando nei pressi anzi sui primi gradini della scalinata che dà al municipio. In cima alla scalinata il vescovo officerà la Santa Messa, e appunto c'è la piazza che si sta pian piano riempiendo, attorniata dalle varie bandiere, delle varie brigate, delle varie sezioni e dagli sterdardi. Fuori, dalle transenne, vuole entrare all'interno, si vuole sedere, c'è posto, non è che... Ci sono anche informazioni di servizio prima che cominci la messa, c'è ancora qualche minuto di attesa, si invita la gente ad accomodarsi, perché va bene che c'è il sole, però almeno ci si siede, e quindi anche questa, diciamo, una cosa che si vive in diretta. Anche la tribuna, che domani è stata riservata ovviamente alle autorità per la sfilata dei radunisti, è stata aperta al pubblico, e quindi sia pure in lontananza riescono a seguire la Santa Messa al comodo posto a sedere al di sotto della tettoia appunto che copre la tribuna. Ultimi preparativi prima dell'inizio della Santa Messa, che verrà celebrata dal vescovo della diocesi di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo che appunto ha accolto l'invito dell'organizzazione di celebrare questa messa, una messa che ha un significato particolare, perché diciamo che
lo spazio per la sua celebrazione è stato ricavato tra due importanti monumenti, il monumento ai caduti di tutte le guerre, inaugurato nel 1968, quindi 50 anni fa, realizzato da Augusto Müller e inaugurato 50 anni fa, e quello che appunto verrà inaugurato, è stato scoperto questa mattina, ma verrà inaugurato tra qualche minuto subito dopo la messa, e dedicato appunto ai fanti caduti nel corso della Grande Guerra, e che è appunto posizionato alle spalle del municipio. È stato chiamato non un monumento ma un'installazione commemorativa proprio per la sua particolarità. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che si tratta di 116 canne in acciaio Corten, un acciaio particolare che dà l'effetto della ruggine, ma non è tanto l'effetto della ruggine che dà, bensì ricorda il colore della terra intrisa di sangue, il sangue dei caduti, dei militari appunto scomparsi durante la Grande Guerra. Abbiamo detto, ma lo ripetiamo perché è un dato molto significativo, sono 359.312 i fanti riconosciuti per nome e cognome caduti nel corso della Grande Guerra, il 68% dei militari italiani caduti durante la Grande Guerra, e l'associazione dei fanti ha deciso di omaggiare la città in peritura memoria, rispondendo, diciamo, e mantenendo la promessa fatta proprio 50 anni fa a Re di Puglia, in corso di un raduno nazionale dell'associazione, il 2 novembre 1968, aveva detto che avrebbero meritato tutti quei poveri ragazzi, quei poveri tanti ragazzi che erano caduti durante la guerra, avrebbero meritato tutti di raggiungere Vittorio Veneto. Ebbene, 50 anni dopo sono arrivati a Vittorio Veneto, moralmente trasportati da domani dagli striscioni delle loro varie brigate, e resteranno qui per sempre nell'installazione commemorativa che viene appunto inaugurata più tardi. Ricordiamo che sono queste 116 aste di acciaio Corten, che 116 tante quante sono le brigate, e l'altezza di ciascuna asta è proporzionale al numero dei caduti proprio di quella brigata, quindi un'opera dall'altissimo valore simbolico, e che in quanto tale va apprezzata e onorata da tutti. Stiamo per vivere appunto io continuo a parlare in attesa che cominci la celebrazione della Santa Messa. La piazza si sta riempiendo per quel che si può, vista l'altissima temperatura della piazza. Appunto vi assicuro che nella poca ombra che c'è intorno c'è molta gente, almeno altrettanta rispetto a quella presente sulla piazza in questo momento. Per domani sono annunciate diverse decine di migliaia di persone, è sempre difficile quantificarle, ma se vogliamo il numero simbolico lo abbiamo già detto, saranno 360.000 i fanti rappresentati nel corso della sfilata, ma saranno 30, 40.000, 50.000 chissà domani i radunisti, sia chi sfilerà sia chi verrà ad emozionarsi nel vedere sfilare i vari striscioni, come ho detto prima, nelle varie formazioni che rappresenteranno le 116 brigate. Sarà una sfilata nel silenzio e tra gli applausi, sarà una cosa davvero emozionante, di cui tutti sono molto, molto curiosi nel senso positivo del termine. C'è grande attesa in città, e anche da parte di tutte le persone che stanno convenendo a Vittorio Veneto. Ci è stato detto prima che è impossibile trovare un posto da dormire negli alberghi di tutto, non solo della città, ma di tutta la parte alta della provincia, proprio perché c'è questa grande attesa nei confronti di questo evento, che vuole ricordare questo centenario in un modo davvero eterno, appunto col posizionamento anche dell'installazione commemorativa. È anche, come ha detto il sindaco prima, il primo dei grandi raduni. Ci mettiamo in piedi e accogliamo il Vescovo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui in questa straordinaria cornice della piazza del comune di Vittorio Veneto, in un anno unico, 100 anni dalla conclusione del primo conflitto mondiale, per celebrare l'Eucaristia con gli appartenenti a uno dei corpi che hanno dato il numero più grande di contributo umano a quell'evento che noi ricordiamo, la fanteria. Personalmente sono molto legato a questo corpo, per il semplice fatto che nella mia famiglia, proprio nell'unica casa, l'unica abitazione, quattro giovani fanti sono morti durante la Prima Guerra Mondiale. Erano stati chiamati alle armi in 7, 4 hanno rimesso la vita e sono elencati sul monumento del sagrato del cimitero, del sagrato di Scandolara di Zero Branco, l'uno dopo l'altro. Per questo sono legato a questo corpo per motivi proprio di affetto, di sangue. Ringrazio della vostra presenza. Siamo qui non per celebrare vittorie e sconfitte di altri, ma per celebrare Gesù morto e risorto, che ha portato nel mondo un dono che non sempre sappiamo valorizzare, il dono della pace, e noi siamo qui proprio per pregare per tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale, in modo tutto particolare per quelli che appartenevano al corpo della fanteria e per le loro famiglie, che certamente, come la mia, ne ha risentito in maniera pesantissima. Siamo qui per raccomandare il Signore, le loro anime, e per pregare per la pace. Questo è il motivo che qui ci raccoglie. Prepariamoci a vivere questo momento, anzitutto chiedendo umilmente il perdono del Signore e affidandoci alla sua misericordia.
ringrazio di questo omaggio, una croce che, mi ricordano, è stata costruita, è stata fusa con le schegge dei proiettili dei proiettili di bombarda, mi spiegano, del primo conflitto, sia italiani sia austriaci, proprio per ricordare tutti, come abbiamo poco fa. E questi sono gli autori, Augusto Piccolo e Attilio Egitto, grazie. il tagliatore Cadorino e il nostro artista locale. Intagliatore Cadorino, il signor Attilio, e un nostro artista qua di Vittorio Veneto. Dispresiano, trevigiano. Grazie di questo bel pensiero che porteremo sull'altare. Signore, che hai dato la tua vita per salvarci, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ci doni il tuo Santo Spirito per il perdono dei peccati e per raggiungere il dono della pace, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci comandi di perdonarci reciprocamente prima di accostarci al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Bone voluntatis, Laudamus te. benedicimus te, Adoramus te. glorificamus te, Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unicelite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Vendolis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Gloriam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità
e adoriamo l'unico Dio in 3 persone, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Dio, tuo Dio, ti dà per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Beato il popolo scelto dal Signore. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Beato il popolo scelto dal Signore. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli dal soffio della sua bocca, ogni loro schiera, perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Beato il popolo scelto dal Signore. Ecco l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato il popolo scelto dal Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Qualche pensiero a partire da queste letture, specialmente la seconda. San Paolo scrive ai Romani dicendo: voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli. Non uno spirito da schiavi, ma uno spirito che rende figli. Mi ha colpito questa frase. Quando ci si mette davanti alla Sacra Scrittura, con un po' di calma si resta sempre colpiti. San Paolo non dice, non fa l'alternativa schiavi oppure, cosa ci viene in mente? Cos'è il contrario di schiavi? Liberi. Non dice schiavi o liberi, dice schiavi o figli. E come mai? Avrà sbagliato? Vuol darci un messaggio? Ma io credo che sia un messaggio molto attuale. Cosa intendiamo oggi noi, oggi? È tanto attuale. Cosa intendiamo per essere liberi? Non avere dipendenze da nessuno, non avere legami. Oggi la libertà viene intesa purtroppo quasi esclusivamente così, che è un aspetto della libertà, ma non tutti gli aspetti della libertà. Libertà come non avere legami con nessuno, non essere dipendente da nessuno, libertà come indipendenza. La libertà è anche questo, ma non è solo questo. Non è solo questo. Perché se fosse solo questo, la libertà sarebbe assenza di relazioni, mentre ciò che fanno la vita dell'uomo sono le relazioni. Ed è evidente, quando parli con un bambino, mi diverto a volte quando esco dalla cresima, dalla chiesa, vedo che i genitori hanno un bambino piccolino che però comincia a pensare, non è... E dico, ma dove avete trovato questo bambino? L'avete trovato qui? Sì, era perso, l'abbiamo preso. Il bambino, vedi che subito va in fibrillazione, si aggancia alle gambe dei genitori. Ma allora sei una pecorella smarrita? No! Il bambino ci dice chi siamo. Guardate che certe intuizioni le abbiamo solo da bambini, poi le perdiamo di vista, che sono quelle più vere. Noi siamo relazione, siamo figli. Ricordo quando eravamo piccoli, ricorre una frase veneta, forse non tutti la capiranno, allora la gente ti vedeva e ci chiedeva, Beo, ti, de chi sito suo ti?
Sito de affidalma, mia mamma si chiamava Fidalma, sito de affidalma, son de affidalma. Non dicevo non sono di nessuno, sono libero, ma che libero, son de affidalma. È così ed è vero. Noi siamo di qualcuno. Allora San Paolo dice, schiavi o liberi? No, schiavi o figli? Schiavi indica una relazione, purtroppo una relazione sbagliata, una relazione di proprietà. Tu sei un mio oggetto, posso anche venderti. Gli schiavi si vendevano, nessuno si meravigliava. Purtroppo oggi qualcuno vende anche i figli, ma tutti gridano allo scandalo. Un figlio non può essere venduto. Il figlio è una persona che ha una relazione. Ecco allora che questa alternativa dice moltissimo su chi siamo noi e su chi è il nostro Padre. Tu non sei semplicemente libero, certo sei anche libero, ma perché sei libero? Perché sei figlio, perché appartieni a qualcuno, perché ciò che è costitutivo della tua vita è una relazione. Tu non sei una pecorella smarrita, tu non sei uno che è apparso per caso, ti ho trovato lì per... No, tu sei figlio. Guardate che è la cosa più bella che ci sia. Tu sei figlio, qualcuno ti ha generato, non solo fisicamente, ma qualcuno ti ha voluto attraverso la generazione. Quel Dio che Gesù ci ha insegnato a chiamare con il nome di Padre e ci ha insegnato a pregare con il nome di Padre. Quando pregate dite Padre, non dite l'assoluto, non dite l'eterno. Certo, è eterno, è assoluto, ma è Padre e tu appartieni a Lui. Tu sei figlio, non schiavo, e proprio perché figlio sei erede, dice ancora San Paolo. Sei legato da una relazione che durerà per sempre. Ecco fratelli, se noi ci credessimo davvero, allora ci sarebbe la pace. Sì, uno dice, cosa c'entra la pace? Certo, perché noi facciamo guerra? Perché noi facciamo conflitti fra di noi, anche se non arriviamo ai conflitti armati? Perché non crediamo fino in fondo di essere di qualcuno. Non ci crediamo. Oppure crediamo di essere di qualcuno che non è il Dio di Gesù, che è un amore. Se noi credessimo davvero di essere figli, e figli nel modo con cui ci ha parlato Gesù, allora davvero noi supereremmo la tentazione di dividerci, la tentazione di essere in conflitto gli uni gli altri, la tentazione di far guerra. Mi ha sempre impressionato che molte guerre, fra le più sanguinose, sono state tra popoli cristiani. Ma come è possibile che popoli che si credevano tutti figli del Dio di Gesù Cristo si ammazzassero a vicenda? Purtroppo credo che sia una delle cose da domandare perdono come cristiani. Signore, non abbiamo creduto di essere tuoi figli. Non abbiamo creduto di essere tuoi figli. Ci siamo convinti di essere degli schiavi, di essere di nessuno, per cui potevamo tranquillamente uccidere l'altro, che è figlio anche lui, come sono io. Ecco, credo allora che celebrare la messa in questo momento non sia semplicemente così fare un bollino in più all'organizzazione della festa dei Fanti, ma sia dire ritroviamo nel più profondo, delle motivazioni più profonde per fare la pace, che non sono semplicemente le convenzioni fatte per paura. Quelle sono, se ci pensate, sono fatte per paura, sono più da spirito da schiavi che non da spirito da figli. La pace si ritrova se tu ti riconosci fratello, perché figlio e perciò fratello. Chiediamo al Signore che lo Spirito Santo che ci illumini, dice la bellissima, quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Chiediamo allo Spirito di Dio di guidarci, di farci capire che noi apparteniamo
come figli, non come schiavi a Dio, e proprio per questo dobbiamo riconoscersi fratelli. Chiediamo al Signore che ci aiuti a capire che è la sapienza, il primo frutto dello Spirito Santo è la sapienza, questa è la vera sapienza, e che ci dia anche la fortezza per poter realizzarlo. Rinnoviamo la nostra professione di fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci rivolgiamo con fiducia al nostro Dio e Signore, dicendo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, perché si lascino sempre guidare dallo Spirito Santo per annunciare con fedeltà e sincerità di cuore il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, in tutto il mondo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri governanti e amministratori, perché svolgano la loro missione nel vero interesse pubblico, con onestà ed esemplarità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le forze armate, siano strumento di ordine, di giustizia e di pace, a servizio della nazione e dei più deboli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i caduti di tutte le guerre, perché trovino pace nell'amore della Trinità e il loro sacrificio sia sempre onorato e rispettato, cercando con tutte le forze di preservare il bene supremo della pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli uomini e le donne che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita o caduti nella difesa del bene comune in tempo di guerra o di pace. Perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti coloro che, come gli Apostoli, si prostrano davanti a Gesù ma dubitano, perché lo Spirito Santo dissolva ogni loro timore, così che si aprano all'unica certezza importante, che è l'amore sconfinato di Dio per ogni essere umano. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per ognuno di noi, perché nei problemi, nelle difficoltà e nelle avversità del vivere quotidiano si rincuori nell'ascoltare le parole di Gesù che ci assicura: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre di infinita bontà, che per un insondabile mistero ci hai fatti in Cristo figli ed eredi della tua vita gloriosa, guidaci e sostienici con il tuo Santo Spirito verso il compimento delle tue promesse, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Invochiamo il tuo nome, o Signore, su questi doni che ti presentiamo. Consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Col tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Non schiavi, ma figli. E lo Spirito dentro di noi, nel nostro cuore, grida Abba, Padre, e ci aiuta a rivolgerci a Dio come dei figli. Facciamo nostra allora questa azione dello Spirito e diamo voce alla sua voce e insieme preghiamo come il Signore Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di comunione e di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola. La Santa Comunione verrà distribuita davanti all'altare e ai lati della piazza, vicino al municipio.
Congregavit nos in unum
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo per Cristo nostro Signore. Prima di concludere con la benedizione questa Santa Messa voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione e all'attuazione. Ringrazio in particolare Don Fabrizio, che è il cappellano della parrocchia dove insiste questo luogo, cappellano della cattedrale, Don Lorenzo, seminarista, ringrazio anche tutti coloro che hanno collaborato con loro questa mattina, ieri, per la disposizione. Ringrazio i cantori, il coro Tetracordo, qui di Vittorio Veneto, di salsa per la precisione o no? Anche di salsa, che ci ha accompagnato in questa preghiera molto bella. E vedo che c'è un signore che desidera dire un annuncio, una comunicazione, prima della benedizione. Preghiera del Fante. Signore Dio, che hai distinta in molti popoli la umana famiglia da te redenta, guarda benigno a noi. Aiutaci, o Signore, affinché forti della tua fede affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta ubbidienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che i fanti d'Italia siano di esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa, nell'osservanza delle patrie leggi, nella consapevole disciplina verso l'autorità costituita. E concedi all'Italia nostra, rispettata ed amata nel mondo, la protezione tua e la materna custodia di Maria. Amen. E salutando e ringraziando anche per la presenza di tutte le altre persone che siete qui, a cominciare dalle autorità, il signor Sindaco, rappresentanti di altre della Giunta, i rappresentanti degli altri corpi, tutti coloro che hanno voluto essere qui presenti. Chiediamo al Signore la sua benedizione perché ci aiuti a vivere e a consolidare sempre più sentieri e percorsi di pace. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, Egli ha fatto cielo e terra. per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Tiziano, patrono di Vittorio Veneto, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. Ade clamamus, exules Filii di Eve, a te suspiramus, gementes et
Fagli uscire di qua. Sulle bellissime voci del coro tetracordo che ha animato la Santa Messa dell'apertura del 34esimo raduno dell'Associazione Nazionale dei Fanti, si conclude questo primo appuntamento di oggi per questo appunto importante raduno. Ricordiamo che tra qualche istante sul retro del municipio verrà inaugurata l'installazione commemorativa dedicata ai caduti dei Fanti, i 359.312 caduti nella Grande Guerra. Di questo appuntamento faremo vedere i nostri servizi nei prossimi giorni. Vi do appuntamento a domani per la lunga diretta che seguirà tutto il raduno, ovviamente sulle frequenze della Tenda TV, il canale 112 del digitale terrestre per Vittorio Veneto, e in streaming su www.latendatv.it, ma saremo domani con una produzione della Tenda anche in diretta su Telechiara, canale 14 del digitale terrestre, oppure in streaming su www.telechiara.it, oppure sulla piattaforma Sky, il canale TV a Vicenza al numero 832. Quindi 3 dirette prodotte da La Tenda per domani mattina, inizio alle ore 8:25 per la lunga e intensissima sicuramente sfilata delle 116 brigate che ricordano i 359.312 caduti Fanti nel corso della Grande Guerra. Ripeto, questo è l'atto, secondo atto ufficiale di questo 34esimo raduno dell'associazione, che prosegue appunto con l'inaugurazione sul retro del municipio. Ne parleremo nei prossimi giorni e vi diamo appuntamento a domani ore 9:25.